Sono Donatella Siviero, sono napoletana e vivo tra la mia città e Messina, in Sicilia, dove dal 2000 sono professore associato, titolare, si direbbe in spagnolo, all'università. Insegno letteratura spagnola al Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne e dal 2000 al 2012 ho insegnato anche lingua e letteratura catalana. Purtroppo una delle tante conseguenze della crisi economica che ci è toccata vivere negli ultimi anni è stata quella di vedere ridotta l'offerta formativa nelle nostre università. Al mio dipartimento a farne le spese per motivi molto complessi, che non è il caso di raccontare qui, è stato proprio l'insegnamento di lingua e letteratura dei paesi catalano-valenzani. Per fortuna comunque il catalano in Italia si continua a studiare in altri atenei. Infatti si impartiscono corsi di lingua e letteratura catalana all'Università di Bologna, a Napoli sia all'Università Federico II che all'Università L'Orientale, all'Università di Roma 3, all'Università di Sassari, di Torino, di Verona, di Venezia Ca' Foscari. Il mio profilo scientifico duplice è nato da una scoperta abbastanza casuale. Mi laureai infatti in lingue e letterature straniere moderne a quello che all'epoca era l'Istituto Universitario Orientale di Napoli, oggi invece Università di Napoli l'Orientale, specializzandomi in spagnolo e catalano, dopo aver, come dicevo, scoperto per caso al secondo anno di università la ricchezza culturale di un ambito linguistico, quello appunto catalano-valenzano, che a quei tempi mi era completamente sconosciuto. Innanzitutto, grazie a una borsa di studio, partecipai nel 1986 a un evento importantissimo, il Segon Congrés Internacional de Lengua Catalana a Barcellona, entrando in contatto così con l'effervescenza culturale dell'ambiente catalano di quegli anni. Poi ebbi la fortuna di avere come insegnante madrelingua per un anno il poeta e scrittore valenzano Giuseppe Piera. E questo fu un incontro che davvero segnò praticamente la mia carriera. Più che lezioni di lingua, gli incontri con Giuseppe si trasformavano sempre in lunghe e avvincenti conversazioni sul passato e sul presente letterario dei paesi valenzani e della Catalogna. Credo che sia stata proprio la grande capacità comunicativa e la maniera di raccontare tanto la poesia che la prosa di Giuseppe a stimolare la mia curiosità rispetto al mondo letterario catalano e valenzano. Dalla sua posizione di poeta, traduttore e scrittore, Giuseppe Piera riuscì non tanto, o meglio non solo, a insegnare a me e ai miei compagni di corso una lingua, ma anche a farci intuire che lo studio della letteratura andava fatto in una dimensione aperta e plurale, con una prospettiva di continuo colloquio e di continuo confronto. Ricordo ancora che la sua prima lezione fu su Ibn Kapashad al-Zira, un poeta arabo-valenzano attivo tra l'undicesimo e il XII secolo nell'area valenzana, che scriveva in arabo e che Giuseppe aveva tradotto a partire da una traduzione in castigliano. La prima poesia in assoluto, quindi, che ho ascoltato in catalano è stata El Jardí, nella traduzione di Piera e dalla sua voce, quindi dapprima letta da Piera stessa e poi nella versione musicata dal gruppo Altai, un importante gruppo degli anni '80 che incise uno splendido disco dal titolo Shark al-Andalus, inciso in collaborazione con un gruppo maiorchino, Moulouk El Hav, con una copertina dell'artista valenziano Manuel Bosch. A Piera devo anche l'avermi rivelato un grande lirico medievale valenzano, al quale avrei poi dedicato alcuni anni di studio. Mi riferisco a Jordi de San Giordi, poeta del Quattrocento, del cui canzoniere ho nel 1997 curato l'edizione italiana. Ancora ricordo il giorno in cui Giuseppe
lesse e commentò il componimento forse più famoso di Giordi, Désert d'Amix, la poesia che ricada nel microgenere della richiesta di riscatto da parte di un prigioniero, fu composta a Napoli, la mia città. Le Strangioc e la stragna contrada del secondo verso. Questo accadde nel 1423, la poesia appunto viene composta nel 1423 da Giordi de San Giordi, che si trova prigioniero appunto nella mia città con altri cavalieri valenzani, catalani e aragonesi, perché faceva parte della spedizione di Alfonso il Magnanimo, venuto appunto a Napoli con l'intenzione di conquistarla. Cominciai così a scoprire anche i forti legami tra il passato della mia terra e quello dei paesi catalano-valenzani. Una testimonianza viva ancora oggi di questi stretti rapporti è sicuramente il fatto che nella cittadina sarda di Alghero, qui nella isola di Sardegna, si parli a tutt'oggi ancora, oltre che italiano, il catalano. Quindi abbiamo almeno una testimonianza viva di questa presenza del passato catalano. Ma tanti sono gli eventi che nel corso dei secoli hanno intrecciato la storia dei paesi catalano-valenziani a quella italiana. Solo per citare un altro esempio, oltre a quello appena ricordato di Alfonso il Magnanimo, come non pensare alla famiglia dei Borgia, House Borgia, una delle famiglie più influenti d'Italia tra il 4 e il 500, che era originaria di Sciatica. Un passato comune, dunque, che avrei avuto modo di conoscere sempre più nel corso della mia formazione. Dopo essermi laureata con una tesi sull'opera bilingue di Santiago Rossignol, continuai gli studi e nel 1994 conseguì il dottorato in filologia romanza presso il Dipartimento di Filologia Moderna dell'Università di Napoli Federico II. Per la mia tesi, quella volta, scelsi di occuparmi di un capolavoro della letteratura valenziana medievale, e cioè il Tirant lo Blanc. Il lavoro finale è diventato poi un libro nel 1997, Tirant lo Blanc e la tradizione medievale, che ha avuto il merito, anche se non dovrei, essendone l'autrice, sottolinearlo, ma è stato così, e questo mi riempie di orgoglio, uno dei primi studi italiani sul grande romanzo dello scrittore Joanot Martorell. Un altro autore valenzano, ma di epoca contemporanea, del quale mi sono occupata nel corso degli ultimi 20 anni, è stato Joan Fuster. Personaggio dalla personalità poliedrica, Fuster, nato nel 1922 a Sueca e vicino Valencia, un paesino vicino Valencia, e lì morto nel 1992, fu una figura chiave del processo di rinnovamento civile del paese valenzano negli anni '80 e allo stesso tempo fu uno degli scrittori fondamentali della letteratura contemporanea catalana, non solo per il suo stile acido e ameno e per la sua erudizione, ma anche perché fu forse tra i maggiori pensatori lucidi, eterodossi e corrosivi che ebbero modo di operare dopo il grande pensatore e filosofo medievale Ramon Llull. I primi incontri con la scrittura di Fuster li avevo avuti ancora una volta da studentessa. Una lettura fondamentale e illuminante per me in quegli anni era stato infatti il suo Letteratura catalana contemporanea. A parte l'efficacia didattica, si tratta di un volume che permette di apprezzare immediatamente la lucidità della scrittura di Fuster e la sua straordinaria capacità di esporre gli argomenti in un modo sinteticamente brillante e mai banale. Dunque, Fuster è una personalità che si colloca in una tradizione molto viva in area catalano-valenziana, la cui ricchezza è forse a tutt'oggi unica in Europa, e cioè quella della saggistica. Una saggistica che abbraccia una vasta gamma di tipologie di scritture che vanno dall'autobiografia al diario di libri,
al diario, chiedo scusa, ai libri di viaggio, fino all'aforisma, includendo anche la categoria della prosa d'arte, un'etichetta che in italiano non ha l'accezione deteriore di pozzestismo o provincialismo o paesaggismo. Anche se la fondazione del genere saggio risale a qualche secolo fa, se penso si sia un po' tutti d'accordo nel vedere l'indiscusso capostipite negli essai di Montaigne, che furono pubblicati tra il 1580 e il 1595, sarà poi nel Novecento che la saggistica arriva alla piena maturità. Naturalmente, a differenza di altri generi, il saggio non ha regole formali o contenuti predefiniti e in questo senso è il più indefinibile e inafferrabile dei generi letterari. In effetti, assai più della narrativa o anche della poesia, la saggistica, la grande saggistica, propone una scrittura problematica e aperta, anche nel senso che accetta un dialogo esplicito con il lettore. In area catalana, prima di Joan Fuster, il grande saggista del Novecento, lo potremmo definire, due indiscussi maestri del genere erano stati all'inizio del Novecento Eugeni d'Ors e Giuseppe Pla, che avrebbe continuato il suo magistero anche fino agli anni '80 del Novecento. L'intelligenza di Fuster fu quella di muoversi nella linea di questi maestri, ma scegliendosi poi degli interlocutori e dei modelli anche remoti, ma a lui affini. Quindi si potrebbe parlare di Erasmo, ma anche di Montaigne, di Goethe e Stendhal e, perché no, di Stern e Swift. Avendo presenti questi interlocutori, Fuster riuscì a mettere a punto nel corso degli anni un modernissimo pensiero indipendente e laico, freddamente illuminato, asistematico e materialista. Il pensiero, si potrebbe dire, di un moralista scettico o di un teorico debole. Sebbene i suoi punti di riferimento ideali possano sembrare in qualche modo inattuali, guardando le date, no, accanto a questi nomi dei suoi interlocutori, il volere e sapere dialogare con modelli poco comuni è forse un aspetto della personalità di Fuster che va sottolineato. Fuster andava ovviamente controcorrente rispetto alla cultura del paese in cui viveva e, voglio dire, della cultura di tutta la Spagna, non solo del paese valenziano. E nonostante ciò, Fuster, a differenza di altri intellettuali marginali o emarginati della stessa epoca, non mira affatto al cosmopolitismo, non mira cioè a rispondere all'ottusità della mentalità e della cultura dominante, indicando facili modelli oltre frontiera, i tanti modelli della militanza ideologica di quegli anni. Fuster decide di restare a Sueca per tutta la sua vita, in una situazione dunque in qualche modo marginale, attaccato alle sue radici e proprio partendo dallo specifico culturale della sua piccola regione, va alla ricerca di interlocutori non solo tra i suoi vicini castigliani, come li chiama lui stesso, els meus veïns, ma tra i rispettabili parenti catalani che abbiamo anche appena ricordato, ma anche al di là dei Pirenei. E cioè forse proprio la consapevolezza di avere, per così dire, una patria debole che consente a Fuster di uscire dal clima cupo della Spagna franchista e in pratica di non fare gruppo con nessuno. Per collocazione ideologica e soprattutto per schieramento culturale, Fuster è in effetti sempre stato fuori da qualsiasi gruppo. La sua formazione di intellettuale laico e progressista e di studioso non accademico, in pratica si potrebbe quasi parlare di un autodidatta, dovette essere certamente avventurosa perché era, come dicevamo, in una zona di provincia devastata dai massacri, dalle epurazioni e dalle distruzioni e priva di ogni punto di riferimento culturale indipendente dopo l'instaurazione della dittatura. Una dittatura tanto più dura e permeante nei piccoli centri. Lui stesso raccontava di avere messo insieme la sua biblioteca intorno ai 20 anni, frequentando botteghe di libri usati e antichi che evidentemente raccoglievano brandelli di biblioteche private che erano saccheggiate durante la guerra. Inutile, credo, ricordare che durante il franchismo il catalano fu bandito dalla scuola e dall'università
e quindi anche l'editoria in lingua catalana subì una forte battuta d'arresto. Prese una laurea in giurisprudenza che non usò mai e cominciò la sua carriera di letterato, prima come poeta, 6 brevi raccolte che certo non sono passate alla storia della letteratura come le migliori poesie del XX secolo, e si sposta poi piano piano verso quello che è il suo genere preferito, quindi il saggio, come stavo dicendo, una forma per lui inevitabile di dare espressione al pensiero, volto a instillare il dubbio, a mettere in crisi certezze, a costruire metodicamente una critica corrosiva delle mentalità e dei valori imperanti. Ovviamente la forma più densa e acida di saggismo può essere visto negli aforismi, un genere che Fuster coltivò soprattutto in Consells Proverbis e Insolencies del 1968 e in alcune edizioni del Sagittari, uscito nel 1985. Come si è anche provato in un altro genere minimo, quello del diario, un genere episodico, frammentario, effimero, che però nel caso di Fuster è un diario particolare, è un diario senza un'autobiografia. Nella vasta e variata opera di Fuster, a mio parere, uno dei libri più interessanti è quello che vediamo qui nella doppia versione catalana e italiana, cioè il Diccionari per Occiosos. Il Diccionari per Occiosos fu pubblicato nel 1964 e a 30 anni di distanza riuscì a fare pubblicare l'edizione italiana nel 1994 grazie alla buona volontà dell'editore Tullio Pironti di Napoli e anche al supporto del Centre de Studis e Investigacions Comarcans Alphonse Elvey de Gandia. Da alcuni anni lavoravo al progetto di far conoscere Fuster fuori dai confini iberici e a un pubblico ampio che non fosse solo di specialisti. Mi sembrò dunque che il dizionari, che in alcune parti è anche un testo divertente e leggero ed è sicuramente tra gli scritti più invitanti di Jean Fuster, potesse fare al caso, potesse iniziare, potesse aprire il cammino della diffusione di Fuster in Italia. Un libro che è allo stesso tempo profondamente riflessivo e mai banale. I 61 saggi che compongono il dizionario, alcuni sono di notevole respiro, altri brevi, altri ancora di misura decisamente aforistica, danno sufficientemente l'idea della complessità e al tempo stesso della freschezza del pensiero di Fuster. Il lettore si trova dinanzi alle implacabili macchine ragionative e argomentative che lo prendono per mano e a partire da un episodio di cronaca, da una citazione, da uno spunto qualsiasi, piccolo, anche minimo, dalla riflessione su una parola, ad esempio, questo lettore viene guidato a riconsiderare interi ambiti di realtà, osservati con una razionalità perplessa e inesorabile e sempre con un'ironia molto spesso spietata. Una delle tecniche ricorrenti di Fuster, quando non è mordace, quando non attacca frontalmente, consiste nel fingere di strizzare l'occhio a modi di pensare, mentalità, conformismi di ogni tipo, salvo poi ribaltare in un attimo le più articolate costruzioni e sommergerle di discredito e di scherno. Leggiamo un piccolissimo esempio delle voci del dizionario per farci un'idea di quello che stiamo dicendo. La voce a cui mi riferisco è morir. Morirse massa jove es un error. Morirse massa vell també. En general, morirse és sempre un error. El mal és que podríem dir això mateix respecte al fet de viure. A proposito con il dialogo con pensatori affini, alcune delle voci del dizionario sembrano dialogare apertamente con un altro modello del passato, questo italiano, Giacomo Leopardi, che non a caso era stato un autore già molto caro a Giuseppe Pla.
Dico questo perché per molti aspetti le riflessioni raccolte nei dizionari possono considerarsi delle vere e proprie operette morali, quasi sul modello delle operette leopardiane, operette scritte tra il 1824 e il 1832, che sono una raccolta di testi di breve dimensione, non giungono ad essere aforistiche come quelle di Fuster, ma diciamo hanno una estensione variabile, anche per stile e per struttura, sono abbastanza varie nel loro stile e nella loro struttura. Eh, Testi nei quali Leopardi, con un linguaggio vivace e ironico, affronta temi quali quello della crudeltà della natura, l'infelicità della vita, l'irraggiungibilità del piacere e formula una critica degli ideali progressisti della sua contemporaneità. Visto in un contesto europeo, dunque, Fuster è un esempio più unico che raro di un saggista non snob e non alla page, di un autore che ha dedicato al saggio e non ad altri generi il meglio di se stesso e che lo ha fatto scegliendosi un percorso decisamente poco convenzionale. La traduzione del dizionario è stata dunque un modesto contributo al lavoro di divulgazione della letteratura e più in generale della cultura di area valenziana e catalana che nell'ultimo trentennio è stato portato avanti dai catalanisti catalanofili italiani, ispanisti e filologi che si sono dedicati alla traduzione non solo di autori contemporanei, ma anche di classici medievali e moderni, ed è testimonianza di un vivo interesse dell'Italia verso l'ambito letterario catalano, che permette di riscoprire una cultura che in parte ci appartiene, visti gli antichi legami dovuti a un lungo passato condiviso. Potrei dire, poi, che personalmente l'incontro con la cultura e la letteratura di ambito catalano-valenziano mi ha aiutato ad acquistare la consapevolezza di voler condurre il mio lavoro di ricerca in una prospettiva da umanesimo senza frontiere, per usare un'espressione di René Altiangle, ma soprattutto cercando di evitare il contagio di pericolose malattie occidentali che affliggono gli studi letterari, quali la logica del dominio delle letterature maggiori sulle minori e lo schematismo lingue centrali, lingue periferiche.